Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Presidente, si riprende la stagione estiva per quanto riguarda la raccolta del sangue, si riparte qui da Dolegna del Coglio, però chiaramente il dono serve, il dono continua, è operativo 024 e questi eventi servono per sensibilizzare ulteriormente le persone. La presenza delle automoteche sul territorio sicuramente è un dato importante perché dimostra da un lato in ogni caso la possibilità di una raccolta territoriale importante. Ricordiamo che i centri trasfusionali mobili, ovvero le unità mobili di raccolta, costituiscono sostanzialmente il terzo centro di raccolta della nostra regione come numero di sacche e unità raccolte. Questo è comunque un dato ancora più importante, soprattutto nel periodo estivo, che ricordiamo è sempre quello in cui vi è sempre più carenza. Non a caso la presenza di Fides Isontina sulle sue realtà territoriali nella raccolta mobile costituisce sicuramente un'importante occasione per l'aumento della raccolta, ma costituisce soprattutto un'attività importante per quanto riguarda la promozione della donazione del sangue nel territorio. Infatti, vedere le unità mobili di raccolta, vedere in qualche maniera la festa che viene organizzata in occasione di queste raccolte, permette da un lato sicuramente di sostituire la inevitabile situazione che abbiamo ancora per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, ma dall'altra parte è anche uno stimolo per quanto riguarda la promozione della donazione del sangue sul territorio. Una donazione del sangue che ricordiamo è uno degli obiettivi fondamentali dell'associazione, ma uno degli obiettivi importanti dell'associazione e delle sue sezioni territoriali è quello di essere e fare comunità. Ebbene, occasioni come questa, uscite dall'unione dell'unità mobile di raccolta, delle automoteche sul territorio, costituiscono una formidabile occasione per fare comunità, essere comunità e anche, diciamo così, tornare un piccolo segnale di ritorno alla normalità. Si riprende e si riprende nuovamente in Vineria Bencò. Ottima l'accoglienza, stupendi, veramente calorosi, le adesioni continuano ad essere veramente enormi. C'è un via vai di donatori e sono entusiasta. Abbiamo visto tanto la giornata, non dico calda, esagerata, però quel giusto che serve per portare la gente a donare. No? Bravo, ma giusto. È quella giornata ideale, una giornata perfetta, una giornata veramente fantastica. Ecco, ricordiamo poi la raccolta dove verrà poi distribuita in un certo senso. Oddio, da qui il camion, l'automoteca ritorna a Palmanova, poi sarà decisione del CURP dove mandare poi a destinazione il plasma raccolto e il sangue raccolto. Siamo in full come donazioni, qualcuno si è ritirato per ovvi motivi, per amor Dio succede, e abbiamo riempito nuovamente ieri sera con altri nuovi donatori, quindi sono contentissimo di questa giornata. Bene, ci sono anche i cambi e questa è la cosa importante. I cambi è una cosa che li avevo là, ieri sera è stato veramente per me un orgoglio. Complimenti e buon lavoro. Grazie.